Tragedia stamane a Vazzola, un cane investe e uccide un anziano che stava attraversando la strada con il deambulatore, nulla da fare per l'uomo. Polemica per un capotreno padovano condannato dal Tribunale di Belluno per violenza privata dopo aver fatto scendere un passeggero con un biglietto irregolare che lo aveva poi aggredito. Zaia, incredibile, sono leggi con la brodo. Condannato l'autista del furgone che 2 anni fa in A4 a Bergamo travolse l'auto con dentro 3 giovani trevigiani di ritorno da un concerto. I genitori dicono troppo pochi, 3 anni. Falsi tesseramenti del PDL nel 2011 tra trevigiani e vicentini. A giudizio il capogruppo regionale di Fratelli d'Italia Berlato, la presidente dei cacciatori Veneti Caretta e l'ex senatore Castro che oggi dice sono tranquillo. Un danno che sfiora i 100 milioni di euro è quello stimato dall'azienda chimica Miteni che si è rivolta al TAR presentando il conto delle perdite che avrebbe subito e potrebbe subire. Polemiche sul maxi fascio di luce del faro Ramses per celebrare i 100 anni di Porto Marghera. L'attacco di Natalino Balasso su Facebook innesca la bufera contro Cafarsetti. Annunciate 2 date venete per il tour di Bob Dylan. In aprile il menestrello del rock, vincitore del Nobel, sarà a Verona e Jesolo. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, ben ritrovati. La prima edizione dei nostri telegiornali che si apre dunque con la cronaca dell'ennesima tragedia sulle strade nella Marca, in questo caso nella Marca trevigiana, poco dopo le 10:15 di stamane, una tragedia che vede vittima un anziano di 88 anni, Sergio Zanchetta. Il dramma si è consumato a Vazzola dove l'uomo stava attraversando la strada, da quanto si è capito dalla prima ricostruzione della dinamica di chi è intervenuto sul posto in via Cesare Battisti, ma è stato travolto da un tir guidato da un autotrasportatore di 45 anni che a quanto pare non ha potuto fare nulla per evitare l'impatto. L'uomo stava attraversando la strada con il deambulatore che è stato ritrovato poco distante dall'impatto tremendo sulla strada. Come dicevamo, subito l'allarme e la partenza dell'eli soccorso del SU 118, ma non c'è stato nulla da fare per l'anziano. Sul posto anche il sindaco Pierina Cescone. Adesso appunto la ricostruzione della dinamica che è affidata ai carabinieri intervenuti sul posto poco dopo la tragedia. Adesso 2 sentenze che fanno discutere. La prima riguarda un controllore padovano che è stato condannato dal Tribunale di Belluno per violenza privata dopo aver fatto scendere un passeggero con un biglietto irregolare, un passeggero che poi lo aggredì. Ebbene, è stato condannato il capotreno per violenza privata, un caso che fa discutere, che ha visto anche il governatore del Veneto Luca Zaia difendere l'operato del controllore. Fece scendere il viaggiatore che non aveva esibito il biglietto, ora un capotreno si ritrova condannato per violenza privata e rischia di finire nei guai per abuso d'ufficio. La vicenda risale al novembre 2014 ed è avvenuta alla stazione di Santa Giustina nel Bellunese, da qui l'incubo per un ferroviere 51enne residente a Selvazzano. Ci fu un diverbio con un passeggero nigeriano di Cadoneghe che ora non vive più in Italia perché espulso. Il capotreno gli chiese il biglietto ma lui lo ignorò rimanendo al telefono. Quando il treno si fermò, il capotreno lo fece scendere prendendo borse ed effetti personali e appoggiandoli sul binario, finendo così nei guai per violenza privata. Secondo il racconto fatto dal ferroviere, il biglietto, seppur timbrato in un orario posteriore alla partenza, presentava delle irregolarità. Inoltre il nigeriano lo avrebbe addirittura minacciato. La vicenda prese poi la via del processo, finendo con la condanna del capotreno a 20 giorni. Ora rischia anche un nuovo procedimento per abuso d'ufficio. Una vicenda definita surreale da molti che ha creato non poche polemiche. Il governatore del Veneto Luca Zaia, dopo la condanna, ha espresso piena e totale solidarietà al capotreno, coinvolto in una vicenda che ha definito incomprensibile per la gente comune e a tutti i lavoratori delle ferrovie dello Stato, costretti a fronteggiare sempre più difficoltà per il solo fatto di compiere il loro dovere. Un'altra sentenza che fa discutere di tutt'altro tenore, certo, perché parliamo della sentenza che riguarda una tragedia della strada. È stato condannato l'autista del furgone che 2 anni fa in A4 a Bergamo travolse l'auto con a bordo 3 giovani trevigiani che stavano tornando da un concerto, 3 morti e di fatto 3 anni la condanna per l'autista, una sentenza che ovviamente vede la rabbia dei genitori delle vittime.
3 anni di reclusione, 4 di sospensione della patente e 5 di interdizione dai pubblici uffici. È la condanna inflitta dal Tribunale di Bergamo al 42enne trentino che nel gennaio del 2016 in A4 travolse l'auto sulla quale viaggiavano Alberto Casagrande, 23 anni, di Mareno di Piave, e i fratelli Antonio e Daniela Ago, 23 e 21 anni, di Conegliano. Un impatto terribile, tutti e 3 i giovani morirono sul colpo. Una condanna accolta con amarezza e rabbia dalle famiglie dei ragazzi. 3 anni sono pochi, ma almeno abbiamo sentito il giudice pronunciare quella parola, colpevole, ha detto subito dopo il verdetto la mamma di Alberto Casagrande. Il pubblico ministero aveva chiesto 4 anni e 6 mesi che sono stati scontati di 1/3 per il ricorso da parte dell'imputato al rito abbreviato. La rabbia è tanta anche per i genitori di Antonio e Daniela Ago. I genitori 20 anni fa sono venuti in Italia dall'Albania in cerca di una vita migliore per la famiglia ed in seguito a quell'incidente hanno perso ogni ragione di vita. I ragazzi stavano tornando da Milano, dove erano andati a vedere un concerto. Tornavano a casa in A4 quando hanno trovato una coda. Si sono fermati in colonna con le 4 frecce accese, ma il furgone condotto dal 42enne non si è accorto della coda ed è piombato sull'utilitaria dei giovani, stritolandola. Nei giorni scorsi l'uomo ha scritto alle famiglie delle vittime un biglietto di scuse, ma per i genitori che hanno perso i figli in quel terribile schianto, un biglietto a 2 anni dalla tragedia serve a poco. Allora la politica con il caso delle parlamentari del Movimento 5 Stelle, parlamentari online chiuse senza proroga, le votazioni online, nonostante le rassicurazioni dei vertici del Movimento, proprio dalla base, da alcuni esponenti del Movimento 5 Stelle si chiede addirittura anche in Veneto di annullare il voto. Nessuna proroga, chiuse in nottata le parlamentarie del Movimento 5 Stelle, ma l'ultimo clic sui nomi degli aspiranti deputati e senatori non stoppa le polemiche. 10.000 i pretendenti che si sono autocandidati alla selezione pentastellata. Il dato definitivo l'ha fornito Luigi Di Maio a Radio 24, negando che il sistema di voto sia andato in tilt. Noi stiamo facendo una selezione ferrea, ha assicurato il candidato premier. C'erano persone che non avevano i requisiti e li abbiamo scartati, perché noi non siamo una navicella per andare in Parlamento. Eppure i mal di pancia all'interno del movimento continuano, tra depennamenti eccellenti ed inserimenti sbagliati, con polemiche e proteste tra gli esclusi, ma anche tra chi si è trovato tra i candidati senza nemmeno saperlo. A tirare le fila in Veneto la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Patrizia Bartelle, che chiede di annullare il voto online e di rifare tutto. Quanto successo non va proprio giù alla consigliera Polesana, che chiede venga comunicato quanto prima agli esclusi il motivo dell'esclusione, oppure, dice, bisogna dire agli elettori che il Movimento 5 Stelle ha cambiato pelle e che la selezione avviene come in tutti gli altri partiti, eliminando chi non è in linea. Lo scandalo delle false tessere nel PDL, una vicenda che risale al 2011. Adesso a giudizio, oltre al capogruppo in Regione di Fratelli d'Italia Sergio Berlato e alla presidente dell'Associazione Cacciatori Veneti Maria Cristina Caretta, perché il fatto riguardava proprio alcuni esponenti dell'Associazione Cacciatori, c'è anche l'ex senatore Maurizio Castro, quindi in 3 a giudizio devono rispondere dei falsi tesseramenti che nel 2011 riguardarono molti trevigiani e vicentini. L'ex senatore Maurizio Castro era proprio ospite stamattina alla Voce del Mattino e ha commentato così la vicenda, difendendosi così. Noi francamente come Treviso non avremmo potuto eseguire alcun controllo più penetrante e quindi mai avremmo potuto scoprire quello che poi invece si è rivelato vero, cioè se alcune firme state falsificate. Io sono evidentemente rammaricato di quello che accadde allora, ma francamente è impossibile, sia in capo a me sia in capo ai miei collaboratori, trovare alcuna responsabilità. La Procura di Treviso, la Procura di Vicenza avevano già indagato, mi hanno sempre solo sentito come testimone, essendo pacifica la mia estraneità ai fatti. Ora la Procura di Roma invece mi chiama a processo, sono assolutamente sereno, nel senso che vi è un'ampia documentazione sul fatto che è radicale la mia estraneità rispetto ai fatti, quindi io sono assolutamente convinto che nel giro assolutamente breve io sarò completamente scagionato di ogni accusa. Torniamo a parlare di aggressioni subite da chi lavora in guardia medica, soprattutto nelle ore notturne, nelle ore serali, un episodio che viene da Conegliano.
Dottoressa in servizio come guardia medica aggredita in ambulatorio da una coppia di sconosciuti, tanto da decidere di lasciare a fine febbraio l'incarico. L'episodio la mattina del 30 dicembre all'ospedale De Gironcoli di Conegliano, dove la dottoressa, una trentenne, era stata chiamata a coprire il turno di guardia medica. Era un sabato, dalle 10 alle 20 l'ambulatorio non è aperto, ma il medico risponde al telefono ed effettua le visite domiciliari che non possono attendere. E proprio in seguito a una chiamata la dottoressa aspettava un giovane che doveva ritirare la ricetta per un antinfiammatorio. Quando da quel medesimo numero è arrivata la chiamata che avvisava dell'arrivo del paziente, la trentenne è uscita dallo studio, venendo però aggredita alle spalle da due individui che l'hanno spinta violentemente, facendo poi irruzioni urlando nella stanza. Fortunatamente in turno c'erano altre due colleghe e i malintenzionati, un uomo e una donna, si sono dileguati. Sul posto i carabinieri. Per la vittima uno shock fortissimo con pesanti conseguenze, tanto da pensare di lasciare l'incarico e far riaprire la discussione sulla sicurezza dei medici che svolgono questo servizio. Allora lo scandalo, il terremoto delle presunte bustarelle nell'ospedale di Padova, entrano nel vivo le attività di indagine della Procura, sentito il direttore generale dell'azienda ospedaliera Luciano Flor. Lunedì invece saranno acquisiti i filmati della trasmissione che di fatto ha scatenato la bufera e poi l'indagine. Nessuno sarebbe ancora iscritto formalmente nel registro degli indagati, ma sui ruoli e sull'inquadramento professionale dei due medici, Pietro Litta, responsabile del centro di endoscopia ginecologica dell'azienda ospedaliera, e Alessandra Andrisani, a capo del centro di procreazione medicalmente assistita, ieri la squadra di polizia giudiziaria della Procura ha sentito il numero 1 dell'ospedale, il direttore generale Luciano Flor. Sommarie informazioni raccolte in vista del viaggio a Roma, dove gli inquirenti acquisiranno il filmato della trasmissione Petrolio e ascolteranno la giornalista che ha realizzato il servizio. Una posizione che sul fronte giudiziario potrebbe diventare meno pesante per i due medici padovani, anche se va avanti la macchina messa in moto da università e azienda ospedaliera sul fronte disciplinare. 24 ore fa, prima riunione del Comitato dei Garanti, di cui fanno parte due avvocati e il direttore sanitario dell'azienda ospedaliera, confermata per ora la sospensione dall'attività libero professionale per entrambi. Non è escluso che in futuro si arrivi a una sospensione cautelativa della parte didattica in università e a provvedimenti come il licenziamento per uno dei due medici. Chiarezza va fatta, hanno ribadito in questi giorni il governatore del Veneto Luca Zaia e il rettore dell'università Rosario Rizzuto. Un ricorso al TAR, al Tribunale Amministrativo Regionale, e una stima di danni di 100 milioni di euro di perdite passate e di stime per il futuro. Parliamo della Miteni a Trissino, parliamo del caso FAS, ci racconta questo nuovo capitolo della vicenda la nostra Gabriella Basso. Gabriella. Buongiorno a te ai telespettatori da Trissino, dove la Miteni, l'azienda ha finito sotto i riflettori all'esame della commissione d'inchiesta parlamentare per la vicenda dell'inquinamento da FAS, ora presenta il conto. L'azienda si è infatti rivolta al TAR quantificando in 98 milioni e mezzo di euro le perdite che potrebbe subire per il calo di fatturato, carotaggi ed altro. Ricorso al TAR Veneto presentato nei confronti della Regione Veneto, la provincia di Vicenza, l'ARPAV, il comune di Trissino, il consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta e Alto Vicentino Servizi. La Miteni contesta in particolar modo la necessità di eseguire caratterizzazioni, cioè una serie di buchi, su una maglia 10 metri per 10, dove peraltro, spiega sempre l'azienda, non ci sarebbe riscontro di una contaminazione della falda, il tutto peraltro in tempi stretti. Questo di fatto provocherebbe il fermo dell'azienda e un danno grave, situazione che Miteni aveva già evidenziato in un precedente ricorso straordinario, dove aveva chiesto di annullare la decisione del comitato tecnico. Dura la reazione del primo cittadino di Trissino, che non si spaventa per l'ammontare chiesto, rimanendo fermo sulle sue posizioni. Da Trissino è tutto, la linea torna allo studio. Grazie Gabriella Basso, sempre da Vicenza con l'intervento dei Vigili del Fuoco la scorsa notte, poco dopo le 2 in via Muzzi a Sovizzo, per l'incendio di 2 autovetture parcheggiate sotto una pompeiana che ha bruciato anche una legnaia e danneggiato un'abitazione. Nessuna persona fortunatamente è rimasta ferita. Le squadre accorse da Vicenza con 2 automezzi hanno spento il rogo divampato sotto la pompeiana da una Fiat Punto che si era già esteso a un'altra identica vettura, come vediamo nelle immagini. I Vigili del Fuoco sono riusciti a evitare la propagazione delle fiamme all'abitazione, rimasta comunque danneggiata dal calore e dal fumo. I proprietari sono stati svegliati dall'odore appunto del fumo, hanno dato l'allarme e si sono messi fortunatamente in salvo. Un altro incendio, un altro intervento dei Vigili del Fuoco la scorsa notte, ma nel Padovano.
Fuoco in una legnaia e ricovero mezzi agricoli, distrutta la struttura che si trova in via della Busa a Torreglia. Nella notte i vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme. Una squadra di pompieri è arrivata da Abano, una da Padova. Gli operatori sono riusciti a spegnere il rogo che ha interessato circa 100 quintali di legna. Fortunatamente non ci sono stati feriti. Le cause dell'incendio sono di probabile natura elettrica. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono terminate dopo circa 3 ore. Ancora fiamme, ma in questo caso metaforiche, perché divampa la polemica a Marghera dopo la accensione del faro Ramses con quel fascio di luce per celebrare i 100 anni di Porto Marghera, una polemica innescata sui social e che sta prendendo sempre più piede. Allora ci racconta questa storia Ilaria Marchiori da Marghera. Ilaria. Buongiorno da Marghera, stanno continuando le polemiche sul fascio di luce proiettato in cielo proprio da Porto Marghera e che è stato inaugurato 2 sere fa dal sindaco Brugnaro. ARPAV è stata accusata di non proteggere a dovere la salute dell'ambiente e dei cittadini dopo aver rivisto il documento di diffida inviato al Comune di Venezia, e a scagliarsi proprio contro l'Agenzia di Protezione Ambientale è stato il comico e attore Natalino Balasso, che in riferimento al fascio parla di un progetto che inquina e arreca danno al buonsenso. In parte del suo post su Facebook si legge: il fascismo luminoso di Brugnaro spara in cielo 72.000 watt di disperazione. La domanda è: da che cosa ci protegge esattamente l'ARPAV? Ovviamente l'ente regionale a sua volta ha pensato di difendersi tramite un tweet, spiegando di agire nel rispetto delle norme e delle procedure, si legge proprio così, e precisando anche che nella comunicazione fatta al Comune lo scorso 11 gennaio abbiamo usato una formulazione impropria, quella della diffida. La successiva comunicazione ha correttamente sostituito la prima, si legge ancora, ed è finalizzata ad acquisire gli elementi tecnici necessari a valutare la situazione per i provvedimenti conseguenti. Insomma, la vicenda potrebbe continuare, anche perché da una parte ci sono gli ambientalisti e chi è contrario, invece dall'altra c'è il sindaco e l'amministrazione che invece sostengono non ci sia alcun danno per l'ambiente. Rispondendo poi al quesito di Balasso, ARPAV ricorda anche di essere impegnata proprio a Porto Marghera nelle attività di controllo del vasto sito di interesse nazionale su cui si svolgono attività di bonifica e messa in sicurezza. Naturalmente continueremo a seguire la vicenda. Per ora da Marghera è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Ilaria Marchiori. Adesso c'è la pubblicità, ma poi al rientro torneremo a parlare del caso Pedrocchi e poi parleremo di Bob Dylan che ritorna in Veneto. A fra poco. Rieccoci in studio, oltre alla prima edizione del nostro telegiornale. Ora andiamo a Padova perché continua il dibattito sulla gestione del caffè Pedrocchi nella città del Santo dopo l'ormai famigerata nottata di Capodanno, e un dibattito nel quale interviene anche l'assessore al commercio Antonio Bressa. Gestisce questo locale storico deve sapere qual è il valore che ha questo patrimonio di tutti i padovani, che ha questo patrimonio che ha, come dire, una storia così lunga e un valore anche architettonico, artistico così importante. Non credo che la strada della discoteca possa essere quella giusta. Dopo la tirata d'orecchi dell'assessore alla cultura Andrea Colasio, che non aveva escluso ai nostri microfoni l'ipotesi sanzioni, e dopo l'interessamento della soprintendenza sulla gestione del caffè Pedrocchi, interviene anche l'assessorato al commercio. Punto di partenza ancora una volta è l'oramai celebre nottata di Capodanno, ma in questo caso non per certi risvolti dei festeggiamenti reputati poco consoni al luogo, e nemmeno per la sparizione di una zampa leonina dal bancone di marmo della Sala Rossa. Un locale inizia a far pagare il biglietto perché ci sono dei DJ, perché ci sono delle serate di musica dance eccetera, si entra nel campo delle discoteche che devono avere dei loro requisiti, devono seguire delle prescrizioni nel campo della sicurezza, nel campo dell'adeguatezza anche dei locali, e quindi bisogna avere delle autorizzazioni che evidentemente il Pedrocchi non ha. Oltretutto il Pedrocchi, definito non a caso caffè senza porte, prevede in alcuni ambienti il libero accesso senza l'obbligo di consumazione. Da parte di Bressa non si tratta di un richiamo formale alla società che gestisce il locale, ma di un promemoria, visto che tra l'altro il carnevale è alle porte. E io sto dicendo pubblicamente quali sono i limiti che non possono essere valicati. Siccome c'è il rischio che questi limiti siano stati valicati o possano essere valicati in futuro nel continuare in queste azioni, è bene specificare bene quali sono, anche a tutela di coloro che hanno investito in discoteche con tutti gli adempimenti per la sicurezza, che devono essere tutelati perché non ci sia una concorrenza sleale.
E non c'è polemica, anzi, ma grande attesa per moltissimi fans dopo che l'entourage del leggendario Bob Dylan ha annunciato 2 date in Veneto nei prossimi mesi. Un mostro sacro sfuggente e il fascino sta anche qui, non capita a molti di essere considerati leggenda già in vita, ma è il destino di Robert Allen Zimmerman, al secolo Bob Dylan, l'uomo che ha spinto l'Accademia di Svezia a consegnare il Nobel per la letteratura per la prima volta a un cantautore musicista, uno che peraltro il Nobel lo ha preso con calma, facendo aspettare per mesi i reali di Svezia, come si conviene a un mito. Sfuggente per tanti, ma non per i fans di tutto il mondo. In Europa lo attendono a marzo e in aprile anche il Veneto potrà vederlo sul palco. L'annuncio di 3 nuove date in Italia e 2 proprio qui. Palazzo del Turismo Jesolo giovedì 26 aprile, Arena di Verona venerdì 27 aprile. Biglietterie già bollenti per il menestrello del rock, fans giovani e meno giovani, pronti a spellarsi le mani per repertorio classico e aggiornato. D'altronde un Nobel è sempre un Nobel. Siamo in chiusura, vi ricordo l'appuntamento con la programmazione, fra pochissimo ore 13 si parla di dipendenza affettiva, quando porta alla depressione, un tema molto importante. Ospite di Daniela Grignagnin è il dottor Michele Canil, neuropsicologo e psicoterapeuta. Questa sera 20:10 invece riflettori puntati sulla sicurezza, perché avremo ospite in studio Luigi Corò del CMP, il Comitato Marco Polo, che è uno degli organizzatori del corteo per la sicurezza che va in scena nel pomeriggio di oggi a Mestre, via Dante, per protestare contro i casi ormai sempre più frequenti di degrado e spaccio, ma soprattutto anche di insicurezza. L'ultimo caso, quello della donna aggredita nel sottopasso ferroviario di Mestre. Dunque questa sera puntata da non perdere per parlare dei tanti problemi della sicurezza a Mestre. È davvero tutto, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito e arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Alta pressione sulle nostre regioni e dunque tempo asciutto e anche ampiamente soleggiato ovunque. Vediamo insieme il dettaglio di giovedì 18 gennaio. Sul Veneto sarà una giornata all'insegna del bel tempo, sarà infatti ampiamente soleggiato su tutti i settori della nostra regione. Il cielo si presenterà poco o parzialmente nuvoloso con locali ma innocui addensamenti. Temperature massime comprese tra 5 e 9 gradi, valori minimi tra -3 e 0 gradi. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui il tempo sarà asciutto e stabile su tutti i settori, non sono previste precipitazioni degne di nota. Sarà ampiamente soleggiato ovunque e il cielo si presenterà poco o parzialmente nuvoloso. Le temperature massime saranno comprese tra 6 e 10 gradi, minime tra -3 e 1 grado circa. Concludiamo infine con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Bel tempo anche sulla nostra regione, sarà una giornata caratterizzata dal sole, il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso ovunque, qualche addensamento e locali nevicate a 500-600 metri sui confini alpini. Le temperature massime saranno comprese tra 4 e 10 gradi, i valori minimi tra -1 e 1 grado. Il mare sarà mosso, localmente poco mosso nella laguna di Venezia, i venti moderati sud-occidentali lungo le coste e da ovest al largo. Dal meteo per ora è tutto, arrivederci! Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.